Siamo qui con il sindaco di Conegliano Floriano Zambon per la presentazione del bilancio di previsione 2016, un bilancio da 15 milioni di euro, ma sottolineava prima c'è un ladro che nel solo 2015 vi ha eroso la bellezza di 4 milioni di euro. Chi è questo ladro, sindaco? Beh, non ci sono dubbi, c'è un fondo di solidarietà che è iniquo, che distribuisce in maniera ingiusta le risorse che raccoglie, tant'è che alla fine troviamo in provincia di Treviso la metà dei comuni che hanno un saldo attivo e quindi versano una certa cifra e ne portano a casa di più. Nel caso di Conegliano versiamo 4 milioni di euro e ci vengono rubati tutti 4 milioni di euro. Ecco, io credo che questa sia una cosa intollerabile, siamo fiduciosi sulla giustizia e quindi c'è un ricorso pendente presso il TAR del Lazio che sarà discusso l'8 di giugno prossimo per una questione di giustizia. Allora io credo che per quanto riguarda i comuni, non me ne vogliano alcuni sindaci che stanno facendo la battaglia sulle compartecipazioni alle imposte dello Stato. Io non chiedo questo, chiederei soltanto il rispetto della tassazione locale, che la tassazione locale rimanesse a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni locali, chiedendogli di rispondere su quello. Oggi non possiamo dire che sia nemmeno così, perché l'IMU, che si chiama imposta municipale unificata, nel caso del comune di Conegliano frutta 14 milioni e mezzo di euro complessivi come tassazione, in realtà al comune ne tornano 8 milioni, gli altri vanno persi, una parte vanno allo Stato che sono quelli dei centri commerciali, delle banche, dei capannoni industriali e soprattutto quello che a me duole sono questi 4 milioni di euro che teoricamente dovrebbero essere a favore di chi è più disagiato, di chi è in difficoltà, in realtà vanno a gratificare chi magari ha parametri a proprio vantaggio, ma sono dei parametri che non tengono conto della reale realtà. Guardatevi i nomi e ve ne renderete conto. 15 milioni di euro da investire, quali i progetti principali, dove andrete a investire questi 15 milioni di euro nel 2016? Questi 15 milioni di euro sono una parte di investimenti diretti, una parte sono delle partite di giro perché sono delle ricognizioni di interventi fatti su interventi immobiliari, magari una strada di una lottizzazione, magari un qualsiasi altro intervento che possa essere da parte del privato trasferito in patrimonio al comune. Per quanto riguarda gli investimenti veri e propri abbiamo circa 3 milioni e 700 mila euro che sono già impegnati grazie alla finestra che c'è stata a fine anno, che chi impegnava i soldi con le gare entro il 15 dicembre poteva utilizzare propri soldi facenti parte di quel plafond, di quel fondo importante che era il fondo vincolato al patto di stabilità e quindi questo è un intervento importante, una serie di cose che andremo a fare, sono prevalentemente interventi sulle scuole per circa 3 milioni e 700 mila euro e poi ci sono circa 2 milioni di euro che sono gli interventi previsti spiccioli per quest'anno, che sono la Colombo Est o l'Amerigo Vespucci, sono asfaltature delle strade. E anche qui siamo in attesa, sono 2 interventi su scuole e per questi siamo in attesa di capire il governo che cosa deciderà, se ci consentirà di spendere i nostri soldi, perché siamo sempre là, non è che stiamo aspettando soldi da terzi, i soldi nostri, ma che ci autorizzi almeno a spenderli. Se questo sarà possibile, i 700 mila euro previsti dall'Umberto I e da una parte della scuola Marconi potranno tornare in gioco per altre opere.